Sono Antonio Lorusso. Sono nato a Ruvo di Puglia, provincia di Bari, perciò di Ruvo so tutto. Ma adesso parliamo di Lucia di Siracusa, conosciuta come Santa Lucia, nata a Siracusa nell'anno 283 ed è mancata a Siracusa il 13 dicembre dell'anno 304. È stata una martire cristiana di inizio IV secolo, durante la grande persecuzione voluta dall'imperatore Diocleziano. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, che ne onorano la memoria il 13 dicembre. È una delle 7 vergini menzionate nel canone romano e per tradizione è invocata come protettrice della vista, a motivo dell'etimologia latina del suo nome, lux, che vuol dire luce. Le sue spoglie mortali sono custodite nel santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa. Comunque il simulacro di Santa Lucia lo vediamo in diapositiva. Allora, Ruvo di Puglia, provincia di Bari, 13 dicembre, Santa Lucia. Negli anni 50 le processioni di Santa Lucia a Ruvo di Puglia non sono state mai fatte. Si andava alla vecchia chiesa Retola Capcein, a via Don Giovanni Minzoni 10. Tutti a messa e basta. Oggi invece c'è una nuova chiesa di Santa Lucia sotto a Ruvenuv, a via Guglielmo Oberdan 138, dove tanti anni fa c'erano le stalle comunali. E questa chiesa il 13 dicembre di ogni anno fa anche la processione per le vie di Ruvo. Insomma, oggi per Santa Lucia fanno una grande festa e le feste fanno sempre bene, specialmente se sono fatte a devozione dei santi. Ma andiamo indietro negli anni 50. A Ruvo negli anni 50 non si potevano ancora asfaltare le strade a causa dei tanti carretti agricoli che circolavano diretti alle campagne. Perciò le strade di Ruvo erano tutte mbrciot, cioè cuvrecce, cioè di pietre, per non far scivolare i cavalli. Ma, come tutti sanno, Ruvo si trova a 260 metri sul livello del mare ed è appoggiata su una collina costituita tutta di pietra calcarea. Perciò, dal centro per andare in periferia è tutta una discesa e i carretti agricoli non avevano nessuna difficoltà a circolare, perché al mattino si partivano vuoti per le campagne ed era tutto a copa bash, tutto in discesa. Al massimo, se la strada era troppo in discesa, come via Santa Barbara oppure sotto a San Domenico, si agiva sul freno a mano dei carretti. Invece, al ritorno dalle campagne e verso sera, i carretti erano carichi di mandorle, olive,
uva, legna, fascine, eccetera, e anche di lavoratori. Ed erano pesanti da tirare in salita e facilmente i cavalli slittavano e cadevano sull'asfalto liscio. Perciò all'epoca strade asfaltate o pavimentate non ce n'erano, tranne un stradone. Le strade erano ancora a fondo naturale, e cioè in terra battuta o cuvricce, con le pietre. Così alla festa di Santa Lucia il comune concedeva a tutti di realizzare i falò agli incroci delle strade, detti fanol de Santa Lucia. Perciò il 13 dicembre Ruvo era tutta una festa. Tutti gli abitanti agli incroci delle strade raccoglievano tanta legna e la sera si accendevano i falò. Si preferivano i tronchi d'ulivo perché bruciavano bene. Era come lasciare accesa una candela. Poi, quando fu che aveva scaduto, ci si sedeva tutti intorno al falò. Si incominciavano a consumare i dolci prenatalizi, come i fichi secchi, eccetera, e si mangiavano specialmente i ceci fritti, come di consuetudine, ma fritti nella polvere di tufo. Poi si socializzava con i vicini presenti e ci si raccontavano fatti, episodi, storielle, e verso mezzanotte si lasciava tutto fu che scaduto a devozione di Santa Lucia. Molti ruvesi preferivano recuperare quei carboni ardenti e metterli in daustuta a fuoco, che era un secchio in lamiera con il coperchio ermetico. Così, quando un fuoco aveva scaduto, che era dentro, si chiudeva il coperchio e, non essendoci più ossigeno, i carboni accesi si spegnevano lentamente, lasciando i carboni spenti che servivano in casa per dar picciola fracere il giorno dopo, perché a quei tempi non c'era ancora né il metano e né le stufe per il riscaldamento. Ma tornando ai ceci fritti di Santa Lucia, si preparavano in questo modo. Si prendeva una padella, una sartacina, ci si metteva dentro la polvere di tufo e si faceva scaldare bene. Poi si versavano i ceci e con un attrezzo da cucina si continuava a girarli fino a quando i ceci erano cotti bene e si potevano mangiare. Il tufo nella tecnologia delle costruzioni e in edilizia viene classificato come una roccia vulcanica ed è stata per tanto tempo utilizzato come nelle costruzioni edilizie. Il tufo è una roccia vulcanica tenera, al punto che si può ridurre facilmente in polvere ed utilizzarla per friggere i ceci. A distanza di tanti anni, penso che il tufo non viene più utilizzato in edilizia a Ruvo, ma neanche per friggere i ceci di Santa Lucia. Adesso vediamo il video della nuova chiesa di Santa Lucia a Ruvo di Puglia, a via Guglielmo Oberdan, numero 138.
E con questo Antonio Lorusso vi saluta. Ciao a tutti i ruvesi. Questa è la nuova chiesa di Santa Lucia. Quella tradizionale è a fianco all'edificio scolastico Giovanni Bovio, esattamente a via Don Minzoni. La nuova chiesa invece si trova a via Oberdan. Eccola qui, la nuova chiesa di Santa Lucia.